Eccoci qua, buon pomeriggio amici di Sportisili, ormai possiamo dire buon pomeriggio visto che sono mezz'ora dopo mezzogiorno, 32 minuti dopo mezzogiorno, siamo qui in diretta dal campo sportivo Pineta di Pinzolo, sede ormai degli ultimi giorni di ritiro della formazione guidata da Eugenio Corini. Proviamo anche un po' a riassumere, a riprendere un po' il filo del discorso dopo il pareggio di ieri in amichevole contro il Legnago, ben allenato e ben messo in campo da Massimo Donati, questo va detto prima di intraprendere qualsiasi discorso sulla partita in sé. Alle mie spalle vedete lo scenario magnifico della natura qui nella provincia di Trento. L'amichevole di ieri contro il Legnago, una partita a due facce verrebbe da dire, quella della formazione guidata da Eugenio Corini, che ha giocato un buonissimo primo tempo soprattutto dal punto di vista della tenuta atletica e anche della tenuta del campo, perché il Palermo ha tenuto benissimo il campo, ha fatto girare bene palla, ha anche effettuato 2-3 uscite palla al piede molto interessanti. Mentre mi arrivano nel frattempo vi faccio questo piccolo backstage, alcune immagini da Palermo molto carine. Dicevo, a tal proposito vi invito ovviamente a seguirci sui social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, sul nostro canale YouTube, dove tra l'altro potrete anche rivedere i video con le conferenze stampa post partita di Eugenio Corini e di Massimo Donati. Massimo Donati che diciamo ci ha fatto anche un po' effetto rivederlo, lui che è stato vice capitano del Palermo, che purtroppo è retrocesso nella stagione 2012-2013, 10 anni dopo affronta il Palermo da allenatore in quella che è la sua prima esperienza da allenatore nel calcio professionistico, quello che l'anno scorso ha portato il Legnago dalla D alla C e ha costruito anche un bello zoccolo duro, l'abbiamo visti bene in campo. Per chiudere il discorso following, per così dire, vi invitiamo a seguirci sul nostro sito www.sportisili.it, dove tra l'altro sono uscite anche delle notizie molto interessanti anche da altri ambiti del calcio siciliano, in particolare Catania, Messina, Agrigento, insomma tutto molto interessante, tutta roba, tutte notizie che vi invitiamo a leggere, anche a seguire, eventualmente anche ad attivare le notifiche sia su Facebook che sul canale YouTube quando arrivano nuovi video. A proposito di dove mi trovo, perché io sto guardando naturalmente l'inquadratura, sto guardando ovviamente l'occhio della telecamera, ma ho davanti a me quella che è la press zone, potremmo chiamarla così, la zona stampa riservata a noi giornalisti dal Palermo e dal comune di Pinzolo. Sullo sfondo c'è il backdrop dove si svolgono le conferenze stampa. Non si svolgeranno tra l'altro più all'Hotel Corona, dove sono svolte quelle di Stulaz e di Marconi, ma si svolgeranno qui praticamente nel retrocampo del centro sportivo Pineta di Pinzolo. Domani parlerà in conferenza stampa Checco Di Mariano. Torniamo a parlare dell'amichevole di ieri. Naturalmente mi piacerebbe farlo anche in vostra compagnia, inteso come commenti, riflessioni, appunti che voi avete preso e anche, perché no, suggerimenti. In questo momento potete anche diventare allenatori per un commento, per un minuto, e dirci cosa avete visto e cosa non vi è piaciuto, oltre ovviamente a quello che vi è piaciuto, perché per carità abbiamo pareggiato, il Palermo ha pareggiato 1-1 contro una squadra di Serie C neopromossa in Serie C, ma sicuramente qualche elemento di buon livello è emerso e si è visto. Palermo che appunto ha giocato un buonissimo primo tempo, facendo anche, come dicevo, delle buonissime uscite palla al piede, partendo da De Planche, dai difensori, insomma qualcosa di buono si è visto. Un buonissimo Vasic, a mio parere un ottimo Samuele Damiani, tant'è che lo abbiamo anche rimarcato nella conferenza stampa con Corini, e lui a proposito del fatto che ha schierato l'ex giocatore dell'Empoli fuori ruolo rispetto a quelle che sono le sue abitudini, lui che è un regista, un playmaker basso, un giocatore di qualità in mezzo al campo, l'ha schierato come ala sinistra nel tridente con Insigne a destra e Brunori riferimento centrale. Lui ha detto delle parole a mio parere molto belle nei confronti di Samuele Damiani, ovvero sia: chi capisce il calcio e chi conosce il calcio può adattarsi a tanti ruoli, a tutti i ruoli. Ha detto: quando ho dovuto pensare a qualcuno per sostituire Valente, la prima persona che mi è venuta in mente è stata lui, perché è un ragazzo intelligente sia come persona che come calciatore e lo posso schierare in tanti ruoli. Arriva il primo commento: mancano i tiri da fuori, nessuno ci prova, gioco troppo compassato, per quanto mi riguarda si va sempre indietro invece di andare avanti, comunque forza Palermo sempre. Sul tiro dalla distanza ha ragione Andrea, perché comunque il Palermo anche ieri nei 90 minuti, per carità, ha cercato molto la manovra, ha cercato di
imbeccare gli attaccanti il più possibile con le ali, con le palle a scavalcare dai centrocampisti. Sono in un certo senso d'accordo. È una squadra che già l'anno scorso tirava poco da fuori, nonostante avesse degli stoccatori niente male. L'anno scorso poteva contare su Di Mariano, poteva contare su Valente, poteva contare su Verre, anche su Saric. Ha cercato poco la conclusione. Le uniche conclusioni dalla distanza sono stati calci piazzati, uno di Insigne nel primo tempo sulla barriera e uno di Stulaz sempre nel primo tempo, barriera questa volta girata, ma il portiere Tosi ha bloccato la sua conclusione. Alberto Di Bella, che saluto, e scrive: ciao Francesco, riguardo ieri si è notata la mancanza dei terzini, penso che in un 4-3-3 siano fondamentali e ahimè né a destra né a sinistra attualmente abbiamo giocatori con caratteristiche da terzini. Mateu e Buttaro sono centrali prestati a terzini. Su Buttaro mi preme sottolineare, come ha detto anche ieri Corini in conferenza, solo una botta per il difensore romano che dovrebbe rientrare. Oggi per esempio non è sceso in campo per la seduta che di fatto è stata una sgambata, uno scarico per buona parte dei giocatori che hanno giocato ieri, in particolare quelli che hanno giocato il secondo tempo, più Damiani, Luciano e Ceccaroni che invece hanno giocato il primo. Di fatto gli altri hanno fatto palestra, come Brunori, come lo stesso Di Mariano, eccetera eccetera. Poi buona parte di questi giocatori sono andati al ruscello praticamente adiacente il campo per diciamo recuperare un po' di tono. Sui terzini anche qui il discorso è lungo e articolato. La sensazione è che Corini punti molto a destra su Mateu, anche perché è un giocatore tatticamente molto intelligente e molto preparato, e la sensazione è che il Palermo voglia alternare giocatori offensivi e difensivi, nel senso a destra giocare con Mateu, che è un difensore più di contenimento, e a sinistra giocare con un X, che attualmente è Peppe Aurelio quando tornerà dall'infortunio, che è un giocatore più di spinta, mentre nel tridente giocare a destra con Insigne, con un giocatore prettamente offensivo al quale, tranne nei casi di assoluta necessità, raramente chiedi il ripiegamento in difesa, e invece dall'altra parte davanti ad Aurelio un giocatore che dia maggiore collaborazione nella fase difensiva. Valente è stato scelto per il momento, da capire se ci sarà un investimento in tal senso. Per il resto parlavo di Damiani, parlavo di Basic. Damiani però sempre più vicino all'uscita, il Palermo sta attendendo che arrivi la squadra che faccia l'offerta giusta. Per il momento la Triestina è quella che si è proposta con maggiore intensità e maggiore interesse per Damiani e anche per Jeremy Bru, il quale ha fatto parte tra l'altro del gruppetto dei giocatori che si sono allenati in campo e non hanno fatto palestra, hanno fatto appunto scarico per espellere un po' di tossine dopo una partita comunque faticosa, perché Legnago, squadra rocciosa, squadra rognosa, giocata in un clima comunque abbastanza caldo, perché a parte i primi 10 minuti sotto la pioggia, poi è uscito il sole, ha fatto parecchio caldo, così come fa caldo oggi. Potete vedere il mio viso circondato dal sole, alle mie spalle tanto sole, molto caldo questa mattina qui a Pinzolo. Tra l'altro Pinzolo, centro sportivo Pineta, che relativamente ai lavori del Palermo resterà vuoto, perché il Palermo oggi non si allenerà nel pomeriggio, tant'è che il report, che solitamente arriva nel tardo pomeriggio dopo la seduta pomeridiana, è già arrivato per firma dell'ufficio stampa del Palermo che ci ha anche avvertito anche i tifosi, che, come detto qualche minuto fa, sarà Francesco Di Mariano il protagonista in conferenza stampa, e sicuramente uno dei giocatori tra virgolette più interessanti, lasciatemi passare questo termine, che non vuole ovviamente sottostimare gli altri componenti della squadra, però sicuramente giocatore palermitano, giocatore che arriva da una stagione tribolata sia per quelli che sono stati i numeri, sia per l'infortunio che lo ha costretto a saltare di fatto gli ultimi 2 mesi di stagione, proprio in una fase in cui sembrava che la sua condizione stesse per migliorare, così come il suo feeling con il ruolo che Corini gli aveva disegnato addosso, ovvero sia quello di quinto a destra a tutta fascia, stava crescendo. Poi l'infortunio e la fine anticipata della sua stagione. L'abbiamo visto lavorare tantissimo a Palermo prima che iniziasse il ritiro, lo stiamo vedendo lavorare forte. È un giocatore che fa gruppo, è un giocatore importante proprio negli equilibri, è un giocatore che Corini apprezza, e quindi domani parleremo con lui e cercheremo anche di capire cosa gli sta passando per la testa in un momento comunque complicato, perché si parla di mercato nel suo ruolo. Il fisico non lo sta aiutando, perché ha avuto un piccolo problema muscolare nella prima parte di ritiro, quando eravamo ancora a Ronzone. Sta cercando di recuperare
al meglio, a differenza di Stulaz, che invece ha potuto gestire sia i carichi di lavoro che la presenza in campo. Di Mariano di fatto non ha ancora giocato un minuto in amichevole, lo aspettiamo per l'amichevole del 4 contro il Trento e sicuramente lo aspettiamo per la partita del 12 di agosto, il debutto in Coppa Italia contro il Cagliari alla Unipol Domus, appunto del capoluogo sardo. Per il resto, discorsi di mercato se ne sono fatti pochi perché, come vediamo anche su altri media che si occupano di Palermo per il momento, e come abbiamo anche potuto constatare noi stessi in prima persona, il Palermo per il momento si sta occupando più delle uscite, anche perché deve liberare spazio in organico tra i 25 presenti, ma deve in particolare liberare spazio, questo è un discorso già trito e ritrito, deve liberare spazio sui 34 giocatori attualmente sotto contratto, quindi non soltanto Damiani, Bro, molto probabilmente Giacomo Corona, ma anche i giocatori che sono rimasti a casa, tra virgolette, quindi Fella, Silipo, Crivello, Doda, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Leandro Rinaudo, che questa mattina, come avete anche potuto vedere sulla nostra pagina Facebook, ha avuto un fitto confronto di diversi minuti con Eugenio Corini, sicuramente sta lavorando a stretto contatto con Riccardo Bigon per tracciare quella che sarà la strategia nel secondo e ultimo mese dedicato al calciomercato. Ricordiamo che il calciomercato si chiuderà quest'anno il 1° settembre. A proposito di calciomercato, non dimenticate l'appuntamento di domani pomeriggio 17:30 con Pillole di Sessa, primo dei 2 appuntamenti della settimana, ovviamente a cura di Aldo Sessa, che condurrà e che sta già raccogliendo le prime notizie dedicate al calciomercato di Palermo, Catania, Messina e delle squadre del campionato di Serie D. Andrea Randazzo ci scrive: giocatori appesantiti, spero e mi auguro che questo non sia realmente il valore della squadra di Eugenio Corini. Su questo non ci piove, è una squadra che sta lavorando forte, questo è il 23° giorno di ritiro, 4 di questi sono stati dedicati alla preparazione e alla disputa delle partite, 3 giorni di riposo ci stanno tutti, per il resto la squadra ha fatto veramente un lavoro intenso dal primo all'ultimo giorno sotto vari aspetti: atletico, tattico, fisico, muscolare e anche della gestione dei carichi di lavoro. Nel ricordarvi tra l'altro che il Palermo oggi non tornerà più in campo a Pinzolo, perché come ci ha comunicato l'ufficio stampa, l'allenamento di questa mattina, ovvero sia gruppo diviso a metà, una parte ha fatto navette sul terreno di gioco secondario del centro sportivo Pineta di Pinzolo, mentre l'altra parte ha svolto lavoro in palestra, i portieri agli ordini del responsabile della preparazione dei portieri, ovvero sia Michele Marotta. Oggi riposo, penso un riposo che avrebbe potuto esserci di mattina, invece lo staff di Corini ha deciso di farlo nel pomeriggio. Siamo ormai a ridosso del nostro quarto d'ora canonico, anche perché, considerando che ieri c'è stata l'amichevole e considerando che oggi c'è soltanto un allenamento e per giunta di natura atletica, non ci sono grossissimi spunti dal campo, io vi saluto. L'appuntamento a questo punto per domani mattina, dopo la fine della seduta qui a Pinzolo, poi la conferenza stampa di Francesco Di Mariano e poi alle 17:30 il primo dei 2 appuntamenti settimanali con Pillole di Sessa, tra l'altro il primo appuntamento del mese di agosto, visto che domani comincia appunto il mese di agosto. Ringrazio Andrea Randazzo che dice: volevamo ringraziarvi per questi collegamenti. Siamo noi ovviamente a ringraziare voi che ci state seguendo, abbiamo avuto una bella impennata di followers su tutti i nostri profili, oltre che sul nostro sito. Naturalmente l'invito è quello di continuare a seguirci su Facebook, su Instagram, su Twitter. Con la ripresa dei campionati daremo anche una rispolverata al profilo TikTok, questa è una promessa che vi faccio in qualità di direttore, in qualità di editore di Sportisili, è un impegno che vogliamo assolvere nel migliore dei modi. Naturalmente con la ripresa dei campionati torneranno anche le dirette in giro per i campi del calcio dilettantistico. Naturalmente l'impegno è quello di darvi sempre il miglior contenuto possibile, contenuto che in questo caso potrete trovare non soltanto sul canale YouTube ma anche sul rinnovato sito www.sportisili.it, in cui, come potete vedere sulla home page, c'è una sezione dedicata a Sportisili TV e qui potete vedere tutti quelli che sono i contenuti video del nostro canale, dalle partite in diretta, agli highlights, alle interviste come quelle realizzate in questi giorni.
e poi ovviamente gli appuntamenti speciali come è stato per esempio il galà del calcio siciliano dello scorso 1° luglio. Come vi dicevo, l'appuntamento è per quanto riguarda le live e per quanto riguarda Sportisile Way, l'appuntamento è per domani al termine dell'allenamento mattutino, poi pillole di sessa al pomeriggio e poi ci si invola verso il mese in cui finalmente l'estate inizia ad allontanarsi, inizia a diradarsi, riprendono le partite ufficiali, riprendono i campionati e per noi di Sportisili inizia una stagione molto molto importante. Grazie per chi ci ha seguito anche questa mattina dal centro sportivo Pineta di Pinzolo, da Francesco Camuca e dalla redazione di Sportisili è tutto, alla prossima!